Assessore Giuseppe Negri, in tempo il comune di Pieve di Soligo è riuscito a finire questi lavori importantissimi per riqualificare il centro storico del paese, i lavori di abbattimento, come possiamo vedere, delle barriere architettoniche. Che cosa cambia per la sua comunità? Beh, direi che questo lavoro qua, nonostante tutte le incertezze, nonostante tutte le difficoltà, siamo riusciti anche stavolta a terminarlo nei tempi previsti, cioè per il 23 di dicembre. Dico nonostante tutto perché il Covid ha portato una serie di problematiche anche per questo cantiere, un po' per quel che riguarda l'approvvigionamento delle merci. Abbiamo avuto il Giro d'Italia che ha costretto praticamente a ritardare l'inizio dei lavori perché questo era sul luogo del tracciato. Abbiamo avuto poi anche il tempo che si andava incontro ad una stagione non particolarmente favorevole per i lavori all'aperto, nonostante tutto siamo riusciti anche stavolta a mantenere l'impegno preso. Questo è un piano di abbattimento delle barriere architettoniche, fa parte del PEBA ed è anche con una certa soddisfazione che posso dire che per il comune di Pieve di Soligo il PEBA non è rimasto un atto, uno strumento in un cassetto, ma è diventato veramente uno strumento attuativo che ha permesso di eliminare questo tipo di barriera. Già quasi si fa fatica a ricordare come erano gli scalini precedentemente, però effettivamente c'era questo impedimento che ogni qualvolta si trattava di passare con un passeggino, con una persona in difficoltà o qualsiasi altro problema, bisognava intercettare la sede stradale piuttosto che poter camminare in sicurezza sul marciapiede. Ci avviciniamo adesso all'opera, quindi cos'è cambiato concretamente? Che cosa abbiamo qua? Qui avevamo degli scalini, adesso abbiamo una fioriera e di questo dobbiamo anche ringraziare poi la banca Prealpi che si è resa disponibile ad abbellire e a finire l'opera con una serie di vasche che poi ospiteranno delle piante. Questa rampa è studiata ed è in pendenza regolare per permettere l'accesso a tutte le forme di disabilità che purtroppo ogni tanto si incontrano. Il passaggio pedonale qui è stato messo a raso, mentre prima si trattava di dover superare anche qui un ostacolo. Adesso praticamente si vede che l'accesso dalla galleria è in piano perfettamente con la piazza. È stato necessario sdoppiare la rampa, qui c'erano degli scalini, c'era però la necessità di mantenere anche una quota di riferimento per l'accesso ai negozi, per cui la rampa verso la strada è stata resa accessibile a tutte le forme di disabilità ed è stato fatto anche un percorso assolutamente pianeggiante per poter permettere l'accesso poi al negozio. Una parte importante di questi lavori comprendeva anche la rotonda qui in piazza Vittorio Emanuele II, per la quale è stato previsto un concorso particolare, lo vogliamo ricordare? Sì, è stata effettivamente lanciata un'idea di far proporre ai cittadini che cosa avrebbero voluto vedere all'interno di questa rotatoria. Sono arrivate una trentina di progetti, pensavo anche meno, cioè ci ha un po' spaventato sta mole di lavoro. Sono tutti progetti validi, tutti hanno una loro motivazione, bisognerà adesso cercare di capire tra queste varie idee che sono arrivate quale che potrebbe essere una sintesi che accontenti un po' tutti quanti, tenendo conto però che si tratta comunque di fare un intervento all'interno di un'opera che è inserita in una circolazione, quindi ha determinate regole, determinati paletti. Questo intervento promosso dall'amministrazione relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche sicuramente dà un segnale forte di civiltà perché rende accessibile il cuore del paese alle persone che prima avevano grosse difficoltà a deambulare all'interno di questa piazza.